cosa traeva da questi boschi la Repubblica Serenissima? Beh, principalmente i remi per le galee, traeva dei remi molto lunghi, quindi degli alberi di dimensioni sui 15, 16, 20 metri, cose adesso al giorno d'oggi quasi impensabili. Diciamo che erano degli alberi che dovevano crescere per circa 100-120 anni, quindi per creare un albero di questo genere ci volevano 5-6 generazioni di boscaioli. Pensate un po', al giorno d'oggi fare una cosa del genere sarebbe assolutamente una cosa impossibile. Poi come venivano portati all'arsenale? All'arsenale venivano portati in un primo pezzo con dei carri, venivano portati giù verso il fiume, verso la Piave o verso la Livenza, dipende da dove crescevano questi alberi. E poi quando erano giunti in riva al fiume venivano fatte delle zattere di tronchi di legno, tante zattere, venivano legate mediamente 12-13 zattere insieme, veniva fatto cioè un treno di zattere che in veneziano si chiama menada, e gli zatterieri poi li portavano giù con il favore della corrente fin verso la riva di Venezia. Non c'era solo il Cansiglio, ovviamente c'erano altre foreste importanti per la Repubblica Serenissima. Quali sono? Quali erano? Allora, le più importanti sono il Bosco di Montona, che è in Istria, e lì c'è il fiume Quieto che serviva poi per il trasporto fino alla costa e poi con le navi venivano portati a Venezia. C'è il Bosco del Montello, lungo la Piave, dove crescevano le querce per creare gli scafi delle navi. Poi c'era il bosco di Somadida, chiamato anche il bosco di San Marco, vicino ad Auronzo, dove crescevano degli alberi molto alti, essendo un bosco che cresceva in una valle molto profonda, quindi gli alberi avevano bisogno di luce e diventavano molto alti, quindi avevano delle dimensioni enormi per gli alberi delle navi. Un altro bosco poi era il bosco di Paneveggio, che è in Trentino, sempre per gli alberi delle navi. Questi sono i più importanti, poi ce n'erano vari boschi sparsi per la pianura dove venivano coltivate, diciamo, le querce e i roveri, sempre per creare gli scafi delle navi. Appunto, quindi con tutto questo legname poi si costruivano le navi, quelle militari all'Arsenale di Venezia. E quali erano le navi più importanti? Sono tante, ma riusciamo brevemente a dire le più importanti? Beh, brevemente le più importanti, diciamo, Venezia si è espansa oltremodo fin tanto che ha potuto utilizzare le galee come navi militari. E Venezia la galea per veneziana è sempre stato un sogno, perché era una nave che si muoveva in qualsiasi condizioni di tempo, sia se c'era vento sia se non ce n'era, perché quando non c'era vento logicamente si remava. Altre navi importanti, ma solo nell'ultimo periodo della storia di Venezia, poi sono stati i vascelli costruiti apposta in arsenale, che erano delle navi a vela. Questo è stato possibile costruirle perché nell'ultimo periodo, diciamo 6-700, la velatura delle navi era diventata talmente progredita che valeva la pena andare a vela piuttosto che andare a vela.